Fondamentalmente bisogna scegliere cosa si vuole fare da grandi, o si vuole fare, o si ambisce a fare gli ultras, oppure si ambisce a lavorare seriamente e rappresentare una categoria. Dall'attacco al contrattacco e il presidente di Confindustria Veneto definito un ultras. Che i nervi fossero tesi tra il leader degli imprenditori Enrico Carrara e una parte della Lega, quella più romana e vicina a Salvini, era già chiaro ai tempi dell'introduzione del Green Pass e dell'onda Novax, con accuse di populismo nei confronti del carroccio salviniano. Adesso la frattura è chiara. Casus belli, il tweet del presidente degli industriali a commento del viaggio del segretario federale impegnato in questi giorni in Polonia, definito una missione umanitaria per verificare la situazione e offrire un aiuto concreto. Un viaggio che in queste ore l'ha visto peraltro protagonista dell'attacco del sindaco di una cittadina polacca che gli ha rinfacciato le magliette pro-Putin del recente passato. Ma in particolare sono state le parole di chi lo accompagnava in questi giorni, il leghista Paolo Grimoldi, a far scattare Carraro. La Polonia ha già accolto 920.000 profughi e sono profughi veri che scappano da un conflitto vero, diciamola tutta, non come quelli che arrivano dal Bangladesh. Il messaggio di Carraro poco dopo è diretto: che schifo di politica, sta sempre a mettere la povera gente l'uno contro l'altro. E la reazione della Lega arriva direttamente da Strasburgo. Il fatto che un rappresentante apicale di un'associazione industriale trovi il tempo per esprimersi con toni anche sgradevoli, con parole anche violente, sinceramente l'ho trovato molto molto fuori luogo. Forse un po' di notorietà gratuita, però non bisogna cadere in queste trappole. Non è il momento per queste polemiche, continua l'europarlamentare veronese. Non credo che insultare un partito sia la priorità per il comparto industriale. Quando si ricoprono alcune posizioni apicali, alcune posizioni di rappresentanza di categorie, poi bisogna stare decisamente più attenti. Non mi sembra che quando gli industriali abbiano chiesto aiuto alla Lega per i prezzi dell'energia o per accordi commerciali eccessivamente penalizzanti nei confronti di altri paesi ci siamo tirati indietro. Lo sfogo di Borchia non trova sponda. Non c'è nulla da replicare, commenta il lapidario Enrico Carraro. Resta sul piatto quella frase di Grimoldi sul Bangladesh, la vera miccia della polemica e dalla quale lo stesso Borchia prende le distanze sui toni ma non sulla sostanza. Penso che sia stata una frase espressa con toni che io sinceramente non avrei utilizzato. Poi, specialmente in questa fase storica, penso che quella che è sempre stata la linea della Lega sul tema immigrazione risulti avvalorata, vale a dire quando ci sono delle situazioni di conflitto è giusto che chi è un migrante che si trova nella necessità di fuggire da una situazione di conflitto, da una situazione di guerra, abbia la priorità rispetto a un migrante che magari è mosso da motivazioni di carattere economico.